Un cordiale saluto amici sportivi e ben trovati con Andrea Stagni per le telecamere della Wii Sport che si trovano al Falcone Borsellino di Paternò per seguire la 24esima giornata del campionato di prima categoria siciliana. Girone D, l'Atletico Messina è impegnato nel campo della Paternese per il match di giornata. I padroni di casa che hanno festeggiato l'accesso in promozione, siglato nell'ultimo turno grazie alla vittoria contro il Fiume Freddo. L'Atletico Messina invece che viene dalla vittoria rimediata contro la Russo Sebastiano Calcio che li ha portati a quota 40 punti in classifica al pari di Valdinisi e Libertà Saci per giocarsi in queste ultime giornate il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. Grazie all'uso delle nostre grafiche stiamo vedendo i due 11 scelti dai due mister per scendere in campo a darsi battaglia. Solito 4-3-1-2 per mister Caruso che sceglie la Fauci tra i pali, la difesa a 4 composta dallo nostro, Cucinotta, Costanzo che torna dopo la giornata di squalifica titolare, Picciotto, centrocampo a 3 composto dalla vecchia carta di Calapai, Capitan Bonanno agirà alle spalle delle due punte Calarco e Di Stefano. Sembra quasi tutto pronto per cominciare con l'inizio di questo match. E allora si parte con la Paternese che batte questo primo pallone di gioco da sinistra verso destra in maglia rossa, Atletico Messina da destra verso sinistra in classico completino azzurro. La prima occasione è per la Paternese, ma la Fauci è attento a far sua la sfera. Atletico Messina che allora ritorna in avanti, qui un contatto dubbio, viene atterrato Di Stefano per il direttore di gara, però è tutto regolare. Rivediamo il colpo rimediato dall'attaccante, resta qualche dubbio. Atletico Messina che continua a spingersi in avanti qui da calcio d'angolo, prova a staccare più in alto di tutti il magico Cucinotta che viene dalla doppietta siglata nel precedente turno che ha consegnato i 3 punti alla formazione di mister Caruso. Questa volta il suo tentativo finisce alto, così come finisce sull'esterno della rete il sinistro di Peppe Calarco che poco dopo ci ha provato. E ancora Atletico Messina però che in questo momento ne ha di più, qui il cross in mezzo all'indirizzo di Cucinotta che ancora sigla il gol dell'1-0. Continua il periodo magico del magico Emanuele Cucinotta che ha siglato il gol del vantaggio per l'Atletico Messina che adesso è passato in avanti e continuano ad attaccare i ragazzi di mister Caruso che vogliono sbrigare la pratica già in questa prima frazione di gioco. Qui la grande occasione per Calarco che prova col sinistro, pallone che però finisce di un soffio al lato, i padroni di casa che provano a rispondere dall'altro lato e riescono a siglare il gol del pari grazie a Malbuccio, il numero 11 attaccante della Paternese che qui si ritrova il pallone sul destro, lo prova e batte la Fauci che non può nulla. È 1-1 tra Paternese e Atletico Messina in questo splendido primo tempo. Prima della fine della prima frazione di gioco un'altra occasione per i padroni di casa che provano dalla distanza con Sciacca, il suo tentativo che però si spegne al lato. Atletico Messina che prova a riversarsi loro in avanti per trovare il nuovo vantaggio. Qui l'occasione ennesima per Peppe Calarco che ancora una volta col sinistro non riesce ad impensierire Furnari. Poco dopo arriverà il duplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine alla prima frazione di gioco. Il risultato è di 1-1. All'iniziale vantaggio di Cucinotta ha risposto Malbuccio. Stiamo vedendo tutti i protagonisti in campo della sfida. Ritornano in campo le due squadre per l'inizio di secondo tempo. È 1-1 tra le due formazioni, una bella partita già in questa prima frazione di gioco. C'è subito un cambio per l'Atletico Messina con Picciotto che lascia il campo a Galletta. Dopodiché con le immagini siamo passati già al secondo tempo della sfida. La prima occasione è per i padroni di casa con Castelli che ha avuto una grande occasione ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta, ha sparato alto. Atletico Messina che allora dall'altro lato prova a rispondere, qui Calapai che non riesce ad arrivare su questo pallone, poteva essere una potenziale occasione, ne avrà un'altra allora la Paternese dall'altro lato con questo calcio di punizione affidato ancora al numero 9 che prova ad andare verso la porta, tentativo però centrale, la Fauci non ha problemi a bloccare la sfera. Paternese che però ha iniziato questo secondo tempo nel migliore dei modi, qui c'è un grande intervento di Costanzo che evita guai peggiori per la sua formazione. Atletico Messina allora che si riversa in avanti qui con la Vecchia che ci prova dalla distanza e trova un super gol. Marco La Vecchia porta in vantaggio l'Atletico Messina, riapprezziamo il suo destro dalla distanza splendido che non lascia scampo a Furnari, si spegne all'incrocio dei pali per il gol che vale il vantaggio degli ospiti che potrebbero conquistare una vittoria fondamentale. Prova ancora a rispondere la Paternese, sempre con Castelli da calcio di punizione, ancora una volta la Fauci è attento, altro cambio per mister Caruso che decide di lanciare dentro Pagliaro che prenderà il posto di Calarco per questi minuti finali di gara con l'Atletico Messina che si ritrova in vantaggio. Poco dopo il terzo ed ultimo cambio per l'Atletico Messina che sostituisce Bucolo con Ciccio Di Stefano, numero 13 che entra in campo. E ancora Paternese che prova a recuperare questa gara ma non ci sarà più nulla da fare. Triplice fischio da parte del direttore di gara che consegna i 3 punti all'Atletico Messina che adesso sale a quota 43 punti in classifica. Per questo finale di stagione tutto da vedere
E allora dalle telecamere della Wii Sport per questa settimana è tutto, alla prossima!